Saluti, benvenuti a noi in corso oggi 20 de mese 2017. Allora di nuovo di oggi iniziamo su una cronaca Flumini maggiori, operazioni antidroga da parte dei carabinieri ai Seo Mengiano a Sorvesci Troju, punti brintaus in domu de un uomo di 55 anni GS in domu multisteti a cerquestaras 10 doses de eroina, ma vinse bilancino su de precisioni e materiali per confezionare sa droga su Blitz e l'ompiu appustisi dei indagini e appustisi dei SB un andireveni ad domu de gustomini che vari che si ritramudau sa domu in un market dessa droga somini GS disoccupau e usunau estetio agatau proprio in possesso de droga e dei materiali utili possa bene, radotto estetio cerquestau gusto mengianu su processo. Andau su a Igresias, su comunu, a ridonau iscraisi de 30 domus popolaris in localitari Fontana Marzo, accanto dessa residenza sanitaria de sa Rosa de Sumarganai, 30 domus in un numero importante, l'amministrazione ha seguito de tempo su sa questione, in su mese de gennaio su 2016, su sindaco de Igresias, a mandato una lettera che fu su IACP, per preguntai, a punto estrabalos, canu de pentalompi, isconsignas, cosa che mo proprio questa festa de vaschicera lompiri, i merisi in nous non entrare in possesso in gustatisi, usare toccai però a pensare a salaccio de isutenzas. Sant'Antiogu su comunu esti a su primo posto, quanto per toccare sa ricotta de Sarrefuru, con una percentuale parisi a su 74,13% in una classifica tra i comuni che tenti più de 10.000 abitanti a intro de su sud Sardegna. Ma vince una posizione di importo, quanto per toccare la classifica regionale, a cui Sant'Antiogu esti a sa posizione numero 8. Sant'Antiogu vince su primo comune, con percentuali di arricota differenziaria in tre comuni su dessa ex provincia de Carbogna Iresias. Una filiera di risultati di importo sempre in aumento, su 2014 sa ricotta differenziaria via Parisi a su 69,73%, in su 2015 Parisi a su 73,25% e a seguire cresce, vince sul 2016 Lompendi a su 74,13%. Carbogna, a pustisi dessi a premiau Valeria Cinus, una viciochetta de Sant'Anna Resi, de parte del su Lions Club de Carbogna, questo megama estrese meso essi amministrazioni comunali a premiai 12 viciochetus de Carbogna, che, per quanto per tocca l'anno scolastico 2016-2017, studiau, produsiu beni in sa carriera scolastica a poi cursus, un ciantessi una pergamena e fincese 200 euros. Sarrauso con una noa de cultura Igresias a Crasi, giovia 21 de meseiras a esotte mesu in i locali de sex mattatoio, c'eressi s'ultima replica de Soppira il berretto a sonagli de Luigi Pirandello, una commedia indusatus, portare in scena dessa compagnia teatrali quinte emotive con sa regia de Paolo Angioni. E questa era l'ultima nuova, grazie a queste informazioni in saldo in canale 40, che si va pregei, si torna a Tobia Grasi. Adios.